È arrivato in stazione a Lourdes questa mattina alle 8 il treno partito domenica dalla Spezia carico di ammalati, volontari e semplici pellegrini. Un viaggio che è frutto del lavoro delle 7 sottosezioni liguri dell'Unità Alsi. Una carrozza è stata attrezzata per trasportare i disabili allettati. Dopo la notte in treno, questa mattina i pellegrini hanno visitato Lourdes. Quest'anno si celebra un anniversario importante, i 160 anni dell'apparizione della Vergine a Bernadette. Il pellegrinaggio è un'opportunità spesso unica per tanti anziani e ammalati che magari scelgono il viaggio a Lourdes quale unica uscita dell'anno, ma è anche motivo di condivisione della propria sofferenza. Siamo partiti ieri più o meno alle mezzogiorno dalla Spezia, siamo arrivati stamattina alle 8 puntuali. Il treno non abbiamo avuto nessun tipo di problema, pur avendo anche una carrozza attrezzata, che è una carrozza adibita proprio per disabili che devono stare allettati. È stato faticoso organizzare questo pellegrinaggio? Quanti volontari siete? Allora, il pellegrinaggio, specialmente questo, è faticoso tra virgolette perché è sempre un piacere, ma abbiamo il problema che avendo agosto di ferie per tutti, le iscrizioni tendono ad arrivare sempre all'ultimo momento e quindi per noi che dobbiamo organizzare i servizi proprio per non far mancare nulla ai nostri amici malati è un po' più problematico perché dobbiamo rifare le sale in continuazione e mettere i volontari molto ben calibrati a seconda delle gravità che abbiamo degli ammalati che vengono con noi. Qual è il tema di questo pellegrinaggio? Allora, prima di tutto quest'anno è importante perché festeggiamo i 160 anni dell'apparizione a Lourdes, quindi nel 1858, 11 febbraio, è apparsa la Madonna Lourdes a Bernadette e quest'anno sono 160 anni. Per questo che abbiamo avuto anche molta partecipazione e il tema pastorale è qualsiasi cosa vi dico fatela. È un tema bellissimo, anche molto importante e faticoso da dire sì, perché qualsiasi cosa vi dico fatela, sono le ultime parole che riportano i Vangeli dette da Maria alle nozze di Cana, ai servitori quando sappiamo il primo miracolo che è stato trasformato l'acqua in vino, quindi vuol dire proprio un totale abbandono e fiducia nel Signore e Maria è sempre e sarà sempre il nostro tramite per arrivare a suo figlio Gesù, quindi dobbiamo imparare ad affidarci. I malati sono contenti? Quali emozioni si provano in un pellegrinaggio? Allora, i malati sono felici. Io ho iniziato molto giovane, avevo 16 anni, è stato il mio primo pellegrinaggio e ho continuato, per ormai sono più di 30 anni che faccio pellegrinaggio a Lourdes e ogni volta è un'emozione nuova perché si incontrano sempre persone diverse, non solo gli ammalati ma si hanno anche grandi esperienze con persone che non dovrebbero essere malate, nel senso che vengono come pellegrini o vengono come volontari, ma che ognuno di noi si porta sempre una sofferenza dietro che si scopre poi a stare a stretto contatto con loro durante il viaggio in treno, durante tutti questi 5 giorni condivisi a stretto contatto e quindi nascono anche delle bellissime amicizie che durante tutto l'anno noi seguiamo, ci portiamo dietro e seguiamo anche gli amici malati e quest'anno siamo riusciti a portare anche molti giovani. L'importanza dei giovani è che sono il nostro futuro e a differenza della mia generazione che era abbastanza normale venire a Lourdes, quest'anno i giovani hanno 1000 impegni, in questi anni hanno i giovani impegnati dagli scout all'associazione cattolica, alle parrocchie, quindi è più difficile riuscirli a trattenere poi in Unitalsi, però devo dire la verità che alcuni si affezionano e in ogni caso c'è un turnover continuo, quindi questo è bello perché i giovani portano tantissima allegria ed è un'esperienza molto formativa per loro. Molto. E siamo solo all'inizio, ma immagino che il lavoro sarà molto in questi giorni. Sì, ci seguirete giorno dopo giorno, abbiamo un programma molto bello e vedrete veramente le emozioni che provano questi volontari e gli ammalati che vengono con noi. Mi preme dire, per chi non è mai venuto, che uno può immaginare Lourdes come un posto triste, dove c'è tanta sofferenza e quindi molte volte
umanamente le persone cercano sempre un po' di schivare la sofferenza, e invece no, Lourdes è un posto invece dove c'è anche tanta allegria. È vero che c'è sofferenza, ci mancherebbe, però c'è tanta allegria e insieme questa sofferenza la si riesce ad affrontare in modo totalmente diverso. Le persone vanno via felici. Ricordiamoci, ci sono degli ammalati che può essere l'unica volta in tutto l'anno che escono di casa. Quindi anche il mio appello è abbiamo bisogno di volontari, perché gli ammalati non mancano mai nelle iscrizioni. Molte volte mancano gli volontari e se noi non abbiamo tanti volontari non riusciamo a portare neanche tanti ammalati. Numerosi i volontari in campo, quest'anno Unitalsi ha coinvolto tanti giovani. A Lourdes sono loro a portare quella nota di allegria in più che rende speciale questo pellegrinaggio. Come vi chiamate? Benedetta, Giulia, Simona, Rosario, Lorenzo, Daniele, Sara, Matteo. Qual è il vostro compito in questo viaggio? Carrozzine da portare e trasportare, poi invece il trasporto è quando arriviamo lì a Lourdes praticamente occuparci di far muovere chi è incapacitato, quindi chi è sulla carrozzella, portarlo in giro, funzioni, queste cose qui. E che cosa vi aspettate da questo viaggio? Sicuramente un'esperienza forte dal punto di vista emotivo e nuove conoscenze, imparare comunque sia da chi può darci di più, nonostante magari sia mancante in qualcosa a livello fisico. Il lavoro fatto è stato grande e ha preso parecchio tempo a noi ragazzi e alle persone più grandi che stanno dietro, e tutto questo per far sì che le persone inferme o malate si sentano amate da dei ragazzi giovani che hanno tanto da dare e tanti sorrisi da regalare a queste persone bisognose. Quindi il trucco e tutto quello che c'è dietro in sostanza è prendersi cura del prossimo e farlo sentire amato. E c'è tanta collaborazione tra di voi? Siete tutti in buoni rapporti? Sì, assolutamente, ce n'è di collaborazione, considerando il fatto anche che magari c'è chi viene da Roma, chi viene da posti più lontani, tipo Genova, noi siamo di Spezia, e quindi comunque anche se non ci conosciamo, già il fatto che siamo tutti scout ci lega tutti insieme, e quindi siamo tutti quanti anche più spronati ad aiutare il prossimo con il sorriso. È la prima volta che venite? Come mai avete deciso di venire? Sono venuta 2 volte, questa è la terza, e mi faceva piacere ripetere l'esperienza perché effettivamente merita. Poi lo dicono tutti che chi viene una volta vuole tornare, ed è proprio vero. Per me è la prima volta che vengo qua a Lourdes, ovviamente accompagnato e suggerito anche da mia moglie, e spero proprio di ritornare carico e pieno di cuore. Da dove venite? Da Casazza Ligure. Quali emozioni provate a essere in questo luogo? Ma l'emozione innanzitutto di vedere tantissime persone che in silenzio, soprattutto ammalati, accompagnati da tantissimi volontari che sono magnifici perché si prestano proprio con passione e volontariato proprio. Sì, in effetti è un'emozione che solo vivendola si può capire, perché descriverla sembrano parole come tante, però effettivamente è anche solo l'atmosfera che si respira, soprattutto alla grotta ovviamente, perché ti fa tornare, devi tornare. L'alba su Lourdes fa dimenticare presto la stanchezza del viaggio, ricarica di energia, rimette in moto il cuore e la mente. A raccontarlo i pellegrini della diocesi di Chiavari, con oggi sono arrivati tutti, 120 in totale, 80 giunti ieri in treno, 32 quelli che questa mattina si sono uniti con il pullman, più alcuni partecipanti in macchina dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Stamani sul presto c'è chi ha voluto pregare lungo la Via Crucis, momenti di silenzio e di riflessione per entrare fin da subito nel vivo del pellegrinaggio. Mi pare di vedere un buon clima,
la partecipazione questa mattina alla grotta. Ho presieduto la concelebrazione alla quale ha partecipato altri vescovi. Io sono ormai un vescovo anziano e erano presenti il vescovo di Pisa con i suoi fedeli, il vescovo di Belluno Feltre con i suoi fedeli ed era presente il vescovo di Savona, Monsignor Giro Marino, con i suoi fedeli. Quindi c'erano moltissimi sacerdoti di questi pellegrinaggi. Io ho messo in evidenza che l'apparizione di Lourdes ha voluto anche sottolineare, confermare in un qualche modo il riconoscimento di Maria Immacolata Concezione. Il Papa Pio IX fece questa proclamazione solenne e dopo poco Maria, apparendo a Bernardete, si presentò dicendo: sono l'Immacolata Concezione. E Bernardete non sapeva neppure cosa volesse significare, perché la proclamazione dogmatica non era ancora abbastanza conosciuta e difatti si domandava che cosa volesse dire. Però per la Chiesa è stato importante. Nello stesso tempo non si è trattato però semplicemente di un'affermazione dogmatica, ma l'Immacolata Concezione si è presentata come colei che si china sui feriti, malati dalla vita. Questa particolare attenzione agli ammalati, ma non soltanto del corpo, ma anche dello spirito, perché noi consideriamo molto le guarigioni, i miracoli, ma sappiamo che molti di più sono le guarigioni interiori, le consolazioni nuove, i cambiamenti di vita, e tutto questo è opera dell'intercessione dell'Immacolata. C'è un rapporto, secondo me, tra la pienezza della grazia e la guarigione interiore degli uomini, la guarigione completa degli uomini. L'apparizione di Lourdes vuol dire tutto questo. E Bernardete è stata colei che è stato il mezzo attraverso il quale Maria, come spesso, come abitualmente fa, cioè attraverso una persona umile e semplice, attraverso la quale Maria è entrata così profondamente nella vita degli uomini che vengono qui ancora adesso, a 160 anni di distanza, a cercare ancora consolazione, guarigioni delle ferite interiori e anche guarigione fisica. Prima volta che viene o che fa un pellegrinaggio? No, ho cominciato dal 1976, poi c'è stata un'interruzione, perché dopo 17 anni e poi adesso ho ripreso. Siamo qui con la nipote, invece cosa significa questo passaggio di ruolo? È sicuramente un'esperienza molto emozionante per me, perché mia nonna è stata qua per tanti anni a lavorare, ad aiutare come volontaria, e quest'anno venire a essere io volontaria è stata una forte emozione. È la prima volta? È la prima volta in assoluto, e quindi abbiamo deciso, insomma, che dovevamo venire assieme. C'è tanta fatica comunque dietro questo lavoro? Allora, per me che sono la prima volta è tutta un'esperienza nuova, quindi diciamo che cerco di fare ciò che mi chiedono, e poi principalmente appunto essendo mia nonna una pellegrina e avendo bisogno di aiuto sto principalmente con lei, però i lavori sono tanti,
a monte un'organizzazione assolutamente incredibile, che deve organizzare tutto nei minimi particolari, e quindi appunto c'è una grossa organizzazione alle spalle. La collaborazione tra di voi, ci sono anche dei giovani? Assolutamente, anche dei ragazzini molto giovani, quindi è tutto molto bello perché sono tutti molto disponibili ad aiutarsi uno con l'altro. Nel cuore di Lourdes, dove Maria si chinò sulle sofferenze fisiche ed interiori degli uomini, il vescovo diocesano ha affidato alla Vergine le linee pastorali della Chiesa chiavarese, emerse dall'Assemblea Sinodale di giugno. Monsignor Tanasini le ha ricordate nella Chiesa di San Joseph. Per un amore rinnovato a Cristo è necessaria unità e comunione, aspetti, ha lamentato, che spesso mancano. Sono consapevole dei nostri limiti, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Sono consapevole che la nostra Chiesa subisce una frammentazione continua, manca questo senso di unità profonda, di comunione forte. Non siamo cresciuti interiormente. Di qui l'affidamento della diocesi a Maria per ottenere da lei la grazia della guarigione. Come sta andando questo pellegrinaggio? Meraviglioso. È molto emozionante. È la prima volta che vengo e sono rimasto... Da dove viene? Da Genova. E come mai ha deciso di venire proprio qua? No, perché prima sono venuti per 6 anni mio figlio e quest'anno non è potuto venire mio figlio perché c'è i bambini piccoli, sono venuto su io. Perfetto. E il viaggio com'è andato in treno? Bene, benissimo. Il personale è disponibile? Mi trovo molto bene. Sta andando bene. Il viaggio com'è stato? Bene. Bellissimo. Da dove viene? Da Genova. Come mai ha scelto di fare questo pellegrinaggio? Perché Lourdes a me piace molto, è molto bello Lourdes, perché ci siete tutti voi che mi siete molto vicini, compresa tutti gli amici che mi stanno intorno. Io voglio stare sempre con loro. L'emozione quindi è molto grande? Sì, l'emozione è molto grande. E io ho fatto il bagno per loro. Per quelli che hanno bisogno l'ho fatto io il bagno. E com'era l'acqua? È emozionante. Mi ha emozionato moltissimo la Basilicata e anche questa qua giù internazionale, è stato molto intenso. La fiaccolata di ieri invece? Bellissima anche quella, è molto entusiasta, ma molto bella. Amore, fede, speranza, gioia e servizio sono i valori dell'Unità Alsi che ha promosso il pellegrinaggio a Lourdes. In questi giorni si ritrovano nei gesti dei volontari e nei volti degli ammalati, segno che il piccolo borgo ai piedi dei Pirenei rappresenta per tutti un luogo unico di pace, meditazione e preghiera silenziosa. Si arriva come dei perfetti sconosciuti e si va via da amici e fratelli, dopo aver condiviso fatiche, sorrisi e momenti intimi. Questo raccontano oggi i pellegrini a poche ore dalla partenza verso casa. L'ordine è un ordine militare e religioso e su invito del Vescovo, quando ha deciso di organizzare appunto il pellegrinaggio diocesano, ci ha invitato e noi abbiamo aderito all'invito. Siamo in pochi, una delegazione diciamo come rappresentanti dell'ordine, abbiamo fatto servizio insieme
all'Unitalsi, che ringraziamo perché hanno organizzato magnificamente questo pellegrinaggio. Noi abbiamo aderito all'iniziativa, abbiamo collaborato con loro, ma il merito è tutto loro sicuramente. Quali sono i compiti di un Cavaliere di Malta in questa occasione? Ma in questa occasione, diciamo, particolare, abbiamo aderito appunto all'invito che ci ha fatto l'Unitalsi, abbiamo collaborato con loro nel trasferimento dei malati, diciamo, dall'ospedale sino alle varie funzioni. Noi come ordine abbiamo il compito di seguire i malati e i poveri, il nostro compito principale è quello appunto di accompagnare i malati della nostra delegazione, della delegazione Ligure, ai vari pellegrinaggi che si organizzano, in modo particolare quello a maggio qui a Lourdes e quello ad ottobre a Loreto. Seguiamo questi nostri fratelli ammalati e cerchiamo di dare qualcosa a loro. Devo dire la verità che io sono un sacco di anni che vengo a Lourdes, penso che sia una quarantina, sia una quarantina di pellegrinaggi che ho fatto. Si pensa sempre ad aver visto tutto, invece tutte le volte che si viene c'è qualcosa di nuovo da vedere. Diamo qualcosa ai malati, ma riceviamo da loro molto di più rispetto a quello che diamo. Quindi è sempre un'esperienza stupenda il pellegrinaggio con loro. Sempre emozionante e anche i malati rimangono contenti. Sono contentissimi loro, ma siamo contentissimi anche noi. Cioè, loro ci gratificano con la loro bontà, con il loro aiuto spirituale che ci danno. Veramente c'è tanto da imparare. Come mai? Che cosa ti ha spinto, ecco, a cominciare così presto? Perché intanto i miei genitori mi hanno fatto venire a Lourdes e poi Lourdes è un bel posto e io volevo vederlo. Devo trasportare i malati, però sono ancora troppo piccola, quindi non li trasporto, però aiuto mia madre a trasportare l'acqua per i malati. Qui a Lourdes ho conosciuto anche degli amici, tipo delle mie amiche però che non fanno come me trasporti, ma fanno refettorio. E ho degli amici che stanno in branco con me, però non qui a Lourdes. E consiglieresti comunque questa esperienza a quelli che stanno in branco con te? Beh sì, perché è molto bello. Sono rientrati a casa i pellegrini della diocesi di Chiavari. Sul treno del ritorno, ammalati e volontari hanno avuto l'occasione di parlare e condividere le loro esperienze. C'è chi è andato a Lourdes per la prima volta, chi da 6 anni, chi da 15, chi c'è tornato con tutta la famiglia. Com'è andata questa esperienza di pellegrinaggio a Lourdes? È stato bellissimo come ogni anno. Io ogni anno devo venire perché se non vengo sto male, quindi io ho bisogno di venire, perché fondamentalmente sono egoista, per cui se non torno a ringraziare la Madonna io sento che ci manca qualcosa. E quanti anni sono che viene? Io ho fatto 15 anni quest'anno, ho saltato qualche anno quando all'inizio ho avuto i primi bimbi per un po' di problemi e poi andando avanti si prende un po' la mano e si va con tutti. Però è sempre emozionante. È bellissimo, è sempre una gioia immensa, è stancante ma è bello. E com'è avere tutta la famiglia, tra l'altro così numerosa, qui presente? E non me la immaginerei diversamente, cioè io non potrei pensare di venire senza di loro, quindi per me è normale, ecco, si fa tutto insieme. Com'è andato questo pellegrinaggio diocesano a Lourdes? Ma è andato bene, anche se la domanda è impegnativa e non si può, credo, rispondere in 2 parole. Per me, ti posso rispondere per me, è stata un'esperienza importante, preziosa. A Lourdes mancavo da molti anni, credo una decina. E quindi venire adesso a Lourdes con tanti pellegrini, malati della mia diocesi e anche delle altre diocesi della Liguria mi ha fatto molto piacere. È stato per me un percorso interiore in cui ho cercato di affidarmi al Signore, di mettere la mia vita nelle mani di Maria. Come dice il Vangelo dell'Annunciazione, alla fine Maria dice il suo eccomi, e credo che si venga a Lourdes proprio per imparare a dire eccomi. La grazia di Lourdes, la grazia dell'acconsentimento, del pieno abbandono. Però è un abbandono che avviene appunto dentro un percorso. E forse anch'io in questi giorni, come tutti, ho tentato di stare dentro a questo percorso di affidamento. Insieme, per me venire a Lourdes in questi giorni era anche portare nella preghiera di intercessione delle persone care, alcuni malati, alcune persone che si sono affidate, che hanno chiesto di pregare, quindi sono stati giorni anche abitati
dai nomi e dai volti di persone che non erano qui a Lourdes ma che in qualche modo ho portato con me. I pellegrini e i malati come hanno vissuto questi momenti? Mi è parso in modo unico per ciascuno, è difficile dare una risposta. Credo che certamente il pellegrinaggio a Lourdes è importante soprattutto per i malati. Devo dire una cosa che mi ha fatto anche molto piacere, parlando con diversi di loro, non si sono fermati a lamentarsi delle loro malattie. Mi hanno parlato di cose di famiglia, di altre preoccupazioni, ma non si sono pianti addosso. E questo è già un segno molto grande di una malattia che viene elaborata, e soprattutto i malati ci insegnano che malattia è un pezzo di noi, ma non è tutto di noi. Noi siamo ben più. Uno può essere malato o sano, ma ciascuno di noi è più che essere malato ed è più che essere sano. Ciascuno di noi è un mondo, la malattia è un pezzo di questo mondo. Poi credo anche i pellegrini, nella misura in cui si sono lasciati, come dire, prendere dalla grazia di Lourdes, anche loro abbiamo vissuto un percorso interiore importante, prezioso, poi unico credo per ciascuno di noi. Conosco le storie di alcuni di loro e so che sono state storie anche di molta fatica, e credo che venire a Lourdes abbia voluto dire portare questa fatica, mettere questa fatica nelle mani di Dio attraverso Maria. Quindi credo che per tutti la grazia di Lourdes ti segna dentro, non si torna come prima, ecco. E gli scout e i volontari dell'Unitalsi come si sono comportati? Com'è stata un po' l'organizzazione? Ma io ho molto apprezzato, come dire, la dedizione dei volontari dell'Unitalsi e degli scout. Mi pare che si sono impegnati senza riserve, senza trattenere spazi di riposo per sé. Si sono molto spesi fino alla fine, e alla fine credo che sono anche molto stanchi. E però, come tu sai, c'è una stanchezza sana, che è la stanchezza di quando traffichiamo nel lavoro e la nostra vita, e c'è anche una tristezza malata quando cerchiamo invece di trattenerla la nostra vita. Ho molto apprezzato i tanti scout anche piccoli, no? Perché erano, mi pare, una cinquantina di persone alla loro prima esperienza di Lourdes, quindi certamente un'esperienza molto, molto impegnativa, no? Credo che poi con qualcuno degli scout stasera farò un piccolo incontro, perché mi hanno chiesto di parlare un po' insieme. Credo che l'esperienza del servizio, del volontariato, chieda poi di essere rielaborata, di essere ripensata. I temi della felicità e dello stare insieme hanno caratterizzato il viaggio, con alcune esperienze organizzate dall'Unitalsi in autonomia rispetto alla partecipazione alle messe programmate. Questo foulard blanche, giusto, che cosa rappresenta? Ecco, noi siamo gli scout di Lourdes che iniziamo un percorso all'esterno del lavoro di associazione, un percorso che dura circa 3-4 anni di avvicinamento poi alla promessa finale che si fa davanti alla Notre Dame de Lourdes. La sintesi della nostra promessa è quella di accompagnare i ragazzi a Lourdes per fare servizio. Visto che è il direttore, possiamo tirare un po' le somme di questo pellegrinaggio, questa esperienza com'è andata? Beh, è stato un pellegrinaggio molto bello, molto positivo. Abbiamo cercato di lavorare proprio sulla felicità, sulla gioia, e alla fine, parlando con i nostri amici malati, i nostri pellegrini, un po' tutti anche e soprattutto coloro che fanno servizio, alla fine questo messaggio è arrivato forte e chiaro, e crediamo che sia un ottimo percorso poi per cambiare ancora qualcosa in previsione del prossimo anno. Sono rimasti tutti contenti, i malati, i volontari? Tutti molto contenti, e abbiamo avuto fortuna anche per il meteo. Le funzioni sono sicuramente funzioni importanti dal punto di vista proprio della storia, anche sono le stesse funzioni da alcuni anni. Noi abbiamo cercato di lavorare su attività un po' più in autonomia e un po' più legate alla felicità e alla comunità. Il pellegrinaggio è stato curato da una grande rete di persone coinvolte in tutti i ruoli, alcuni molto importanti ma che spesso non vengono raccontati, come quello del cuoco a bordo treno. Da dove venite? Da Bassano del Grappa. Come mai proprio dal Veneto? Sessione, noi abbiamo 6 furgoni cucina così, 4 sono a Reggio Calabria e 2 a Torino. Prendono sottosessioni, diciamo,
della Liguria, altre della Puglia e via dicendo, ci chiedono di fare servizio su questi furgoni, perché loro fanno direttamente non il mangiare, loro fanno tipo, come si può dire, quello già preparato, quello è il discorso. Noi invece facciamo questo sistema. Quanto è faticoso il lavoro in cucina? Da provare più che altro, perché abbiamo, come ho detto, 50, 40, 45 gradi qua dentro, quando vai tutti e 4 i bollitori qui dentro. E facciamo dai 40 ai 45 kg di pasta alla volta e in 20 minuti praticamente dobbiamo cercare di fare servire tutte le persone che sono qui. Ecco, sono 450 queste qui, che sono poche, di solito facciamo 600, 550, dipende dalle varie sottosessioni. Com'è l'organizzazione? Ci sono i giovani volontari che portano? E abbiamo i scout che facciamo fare dei lavori di preparazione praticamente dei vari sacchetti e via dicendo. Noi invece facciamo la base della cucina in 2. Quest'anno sono stata vice refettorio, quindi ci occupavamo di, oltre ad apparecchiare, anche servire il cibo ai pellegrini e malati. Come hai scelto, nonostante l'età, di diventare una volontaria Unitalsi? Ho iniziato grazie ad una mia amica e poi ogni anno, diciamo, si sente il bisogno di ritornare. Sempre una gioia, una grande emozione. Sì. È la tua prima volta un'esperienza simile? Sì, esperienza come bariliere sì, sicuramente, ma come pellegrinaggio no, però a Lourdes è la prima volta. Sì. Come mai questa scelta? Ma sinceramente il mio parroco della mia parrocchia mi ha fatto questa proposta e io ho subito accettato senza neanche un dubbio, e poi qui ero sicuro di incontrare gente nuova. Hai fatto tanti incontri, tante amicizie? Sì, molte, perché io mi trovo bene anche con tutti gli altri scout e in generale, quindi alla fine è un'esperienza che sicuramente mi ripeterei. Tante emozioni quindi in questi giorni? Sicuramente sì, perché io inizialmente avevo un po' di paura, non sapevo che portare dei malati desse così tanta gioia, perché vedere che una persona è contenta perché tu riesci a renderla felice, a farla ridere, è un'esperienza veramente da consigliare a tutti, che va provata almeno una volta nella vita, sicuramente. Come hai vissuto questo pellegrinaggio, questa esperienza da seminarista per il tuo percorso da cristiano? Beh, questa esperienza è un'esperienza indescrivibile e poi è molto arricchente anche, a parte dell'occupazione che ho avuto in questi giorni del trasporto dei malati, ma anche nel servizio che ho fatto nelle varie celebrazioni che abbiamo avute in questi giorni, e poi essere sotto la grotta è un'emozione indescrivibile, appunto, come dicevo, anzi che si dovrebbe provare almeno una volta nella vita. Ed è la tua prima volta qui? Sì, questa è la mia prima volta e spero di ritornarci le prossime volte quando ci sarà la possibilità. Da 34 anni mi occupo di segreteria, organizzazione, logistica, contabilità, un po' di tutto, perché il nostro è un lavoro piuttosto vario ed articolato. Ci sono sicuramente delle quote da pagare, come aiutate i più bisognosi? Sì, questo è un tema importante per noi, perché le quote per partecipare al pellegrinaggio oggi come oggi possono essere pesanti per alcune categorie di persone, come gli ammalati, come i giovani, e quindi noi da 2 o 3 anni a questa parte abbiamo iniziato un'attività di autofinanziamento che portiamo avanti annualmente con eventi mirati. L'anno scorso abbiamo fatto un evento che lo abbiamo sposato all'arte e lo abbiamo fatto alla Nave Italia a Genova. Quest'anno invece il 6 di ottobre faremo un evento presso l'Acquario di Genova. Di che cosa si tratta? Si tratterà in questo caso di una sfilata di moda, ci appoggia un negozio importante a Genova, e avremo la presenza anche di persone come Rudy Zerbi e probabilmente anche Massimo Giletti. È un evento su invito, quindi chi vuol partecipare può prenotarsi presso le nostre sedi, presso la nostra segreteria,
Evento naturalmente ludico in cui si balla, ci saranno aperitivi, rinfreschi, possibilità proprio di divertirsi insieme, quindi è proprio un evento aperto a tutti, anche ai non soci, anche a chi non ci conosce. L'importante è che venga presso di noi, presso le nostre sedi, ci chiami, ci telefoni e si prenoti. Ci sarà naturalmente una quota richiesta, che sarà un minimo di 60 euro, e che saranno poi, tolte le spese, il ricavato di questo evento e il monte di autofinanziamento che ci andremo a creare per il 2019, in modo da poter ridurre le quote ad ammalati, a giovani o a quanti ci richiedono di poter venire a Lourdes e non hanno la possibilità di partecipare per motivi economici. Qual è la sua esperienza? La mia esperienza personale è che Lourdes è una cosa che a me mi dà tanto, mi dà ossigeno, mi dà forza. Non mi può mancare Lourdes, perché è come se fosse il mio battito del cuore, e quindi io ne sono grato, perché appunto, come dicevo prima, quasi 30 anni fa sono venuto qua con mio ammalato e ho avuto questa grazia, sono stato appagato, perché io non dovrei neanche, non so, potrei anche non esserci, ecco, perché da quello che ho passato con meningite, poliomelite, attacchi epilettici, perdita di un occhio, 24 operazioni, tutte queste cose qua, 2 incidenti, uno stradale e uno sul lavoro, ho passato queste cose e allora un giorno mi trovavo all'ospedale ricoverato per questa mano, appunto, e ho chiesto ai volontari dell'AVO come si potesse andare a Lourdes. Mi hanno indirizzato all'Unitalsi e mi sono rivolto all'Unitalsi nel lontano 1991 questo. Mi sono rivolto all'Unitalsi e loro mi hanno detto va bene, però sono a quei tempi come ammalato. Poi dal secondo anno in poi sono venuto come volontario perché io stavo bene, mi era passato tutto e ho acquistato forza, sono cambiato di carattere, sono cambiato di tutto, ecco. E quindi devo ringraziare veramente la Beata Vergine Maria di Lourdes che mi ha aiutato in questo senso, perché veramente è una cosa che posti come Lourdes per me non possono mancare. È un posto veramente, anche quando sono stato lì alla grotta al servizio come ospitalier, mi sono sentito emozionato. Tutto il periodo che sono stato mi sono sentito emozionato.